è lo steroide più amato dai dilettanti, ma pochi sanno realmente cosa comporta. Il Winstrol è uno steroide anabolizzante derivato dal DHT. Serve per tirarsi, per ottenere una definizione più asciutta, dura, da palco. Io sono Ivan Fulco e questo è il lato oscuro del bodybuilding. Molti lo scelgono perché pensano sia leggero, ma non esiste uno steroide leggero. Riduce il grasso, sì, ma manda in crisi il fegato, il colesterolo, le articolazioni. Considerate che uno studio dimostra che lo stanozololo, ovvero la molecola del Winstrol, aumenta i marker dei danni epatici e riduce l'HDL, ovvero il colesterolo buono. Inoltre, molti utilizzatori raccontano di dolori alle ginocchia, crampi e insonnia. Se decidi di farne uso, sii consapevole dei rischi. Ricorda, tutto ha un prezzo. Sta a te decidere se sei disposto a pagarlo.